per concludere questa edizione autunnale delle conferenze della Biblioteca Austriaca di Udine. Poi passerò anche la parola a Elena Polledri, che farà una specie di intermezzo introduttivo, diciamo così, per avvicinarci ancora meglio alla nostra ospite, che è Camilla Miglio, e che abbiamo il piacere di ospitare qui a parlare anche di fronte a un pubblico che stasera è estremamente numeroso, vedo, e ci fa sinceramente piacere. Stiamo apprezzando, diciamo, facendo di necessità virtù, non potendo, scusate, avevo lasciato il cellulare, il suono del cellulare acceso, non potendo vederci di persona, possiamo però comunicare, possiamo parlare un po' con tutti, anche in giro per l'Italia. Ho visto molti nomi di persone collegate. Buonasera Camilla. Collegate dai più disparati angoli della nostra penisola, colleghi, eccetera, eccetera. Camilla Miglio, che a breve vedrete comparire sullo schermo, sul vostro schermo, è sicuramente, non voglio usare né superlativi né assoluti né relativi, il più, eccetera, eccetera, però diciamo è la prima persona che deve venire in mente, che ci deve venire in mente quando pensiamo a Celan in Italia e anche altrove. Ha dedicato gran parte dei suoi studi proprio alla figura di Celan e ha scritto diverse monografie su Paul Celan. Una di queste è in pubblicazione, in preparazione. Sì. Una di queste, stavo dicendo, è in preparazione e si intitolerà anzi Ricercar per verba la tastiera rammemorativa di Paul Celan, che dovrebbe uscire a breve. Credo sia già pronta l'introduzione, almeno è visibile su internet l'introduzione, ci ha già dato un saggio di ciò che sarà questo nuovo volume. Ma altri suoi 2 volumi sono stati dedicati a Celan. Il primo, Celan e Valéry, poesia, traduzione di una distanza, edizioni scientifiche italiane di Napoli, uscito nel 1997, e soprattutto, lo mostro perché ce l'ho qui, Vita a fronte, saggio su Paul Celan, uscito da Quodlibet nel 2005. L'altra sua monografia è molto anche interessante per noi della Biblioteca Austriaca, perché è dedicata a un'altra grande autrice della letteratura austriaca del dopoguerra, cioè Ingeborg Bachmann, e si intitola La terra del morso. Oltre a, ovviamente, Camilla Miglio, che mi sono scordato di dirlo, ma è professore ordinario presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Si è occupata anche di moltissime altre importanti figure della letteratura tedesca, da Brentano a Herder, Rilke, Goethe, Ben, eccetera, eccetera. Ed per quello che posso dire, cioè se dovessi cercare di riassumere in qualche modo qual è il grande contributo che ha dato Camilla Miglio alla ricerca intorno a questi autori, lo vedrei soprattutto nell'ambito dello studio sull'aspetto della traduzione, intesa però non solamente come attività pratica, perché sarebbe certamente importante, ma in un certo senso sminuente per come intende questo termine Camilla Miglio, perché la traduzione diventa proprio un impegno, un engagement esistenziale negli autori che studia Camilla, e che è spesso messa in relazione con un altro tema importante su cui si è spesso incentrata la sua ricerca, del confine, intesa però non tanto come un luogo di separazione e di divisione, ma di incontro, di messa in relazione tra spazi e ambienti e persone, e la traduzione appunto come un esplorare una frontiera di significati sempre nuovi per le parole e per la poesia.
Detto questo, spero di aver presentato a chi non la conoscesse nel migliore dei modi Camilla, e passerei la parola ad Elena, che dirà qualcosa anche del perché poi c'è particolarmente vicina Camilla Miglia in questo momento per la sua ricerca su Celan, e su quali saranno gli argomenti su cui sarà incentrata la conferenza di stasera. Buonasera a tutti e benvenuti così numerosi. Io non intendo fare una relazione né una pre-relazione, ma semplicemente ringraziare di cuore Camilla per aver accettato il nostro invito come associazione Biblioteca Austriaca e come collega a cui mi lega tanti interessi comuni, da Celan alla traduzione. Mi piace nominare un ultimo progetto in cui siamo coinvolte assieme, un progetto trilaterale, triennale con Villa Vigoni su Paul Celan in Europa, e poi semplicemente mettere in luce anche come questa conferenza si inserisca in un discorso che abbiamo iniziato la scorsa settimana, parlando della musica particolare della poesia di Celan, e lo abbiamo ascoltato la volta scorsa dai versi che Paolo Fagiolo ha recitato per noi, e già la settimana scorsa erano state molte le domande e le curiosità su questa musicalità altra, difficile, sulla dissonanza, sulla cesura, e oggi Camilla proseguirà il discorso e ci chiarirà con la sua esperienza, con questo lavoro di ricerca che a breve potremo tutti leggere appunto nella nuova monografia che è in uscita per Quadlibet. Ecco, oggi ci darà un'anticipazione. Io voglio solo ringraziarla e le lascio subito la parola, perché insomma è da lei che vogliamo sentire insomma il Celan che ha da raccontarci oggi agli studenti, ai colleghi e alle colleghe presenti. Ringrazio ancora tutti e lascio la parola a Camilla. Saluto i colleghi, saluto voi e la Sonia Curi insieme a te e a Simone che mi avete invitato. Veramente sono contenta adesso di essere qui con voi, proprio perché questo lavoro è un lavoro che attraverso anche la discussione e la condivisione può ancora prendere forma. Per esempio non era definitivo nemmeno il titolo, e adesso il titolo di questa conferenza è diventato il sottotitolo del libro che verrà fuori con Quadlibet spero ad aprile. Ricercar per verba Paul Celan e la musica della materia, quindi grazie anche per questa occasione. Qui abbiamo un piccolo riepilogo, una specie di Gliederung delle cose che andremo a guardare insieme. Allora, cosa vuol dire musica? Lo metto tra apici, della materia, e la metto tra apici dopo la catastrofe, e proverò a darvi poi un esempio leggendo Mathias de Bretagne. Allora, materia è matière ed è matière. Vedete, questo è materia in due sensi: materia letteraria come tradizione culturale, come titolo con la M maiuscola di Mathias de Bretagne, dei romanzi del ciclo arturiano, ed è anche però materia della natura, dell'esistenza umana e creaturale, riconosciuta, percepita, wahrgenommen, accolta nella sua verità, custodita dall'uomo, però anche da tutte le creature, la verità, la materia di tutte le creature, dal sasso alla pianta, alla conchiglia, alla stella. Questo matière è virgolettato perché è una citazione da una lettera di Celan al suo curatore,
Beda Aleman, il curatore delle sue opere, proprio per mettere in evidenza, è lui che sottolinea la iniziale maiuscola e minuscola, proprio per mostrare che una materia che fa parte della storia letteraria e della tradizione non può essere, anzi contiene tutta l'altra materia. E cercheremo di districarci in questo che sembra un gioco di parole. Musica. Ecco, vedremo che si tratta di una musica altra che è trasposta in uno spazio altro. Anche qui si tratta di tradizione musicale che viene ripresa criticamente, nel senso, e vedremo un paio di citazioni, conferito scusate lì, non ad, ma da Adorno alla nuova musica, al nuovo contrappunto, proprio negli anni in cui Celan lavorava alla raccolta Sprachkit, di cui fa parte Matière de Bretagne. Non voglio parlare di influenza, vorrei parlare di convergenze, ma sarebbe un'altra conferenza, per cui lo butto solo lì. E poi appunto vorrei provare con voi una lettura musicale e materica di Matière de Bretagne. Vorrei ancora preliminarmente richiamare due libri che per me sono stati importanti, proprio con l'idea del leggere intorno e con. Mi riferisco al libro di Michael Eskin, Schwerer werden, leichter sein, appunto colloqui, Gespräche Paul Celan, intorno a Paul Celan, mit, e vedete una serie di poeti e traduttori, da Grönbein a Faulkner a Aris Fioretos e Ulrike Dresdner, e poi Antonella Nedda, di un libro invece di 20 anni fa, La luce delle cose, immagini e parole nella notte. Ecco, parto da qui. L'idea di scrivere con e accanto e intorno non è soltanto un approccio possibile per avvicinare Celan, ma anche, secondo me, una modalità propria della lettura, della scrittura e della composizione celaniana. Anedda appunto scrive che i poeti diventano cose luminose, sono cose che sono materiali e immateriali ad un tempo, e questa idea è lontana da ogni idea di reificazione e morte. Diventano, questo lo aggiungo io, qualcosa a fronte, un Gegenüber, direbbe Celan citando Mandelstam. E Eskin propone di questo Gegenüber una diversa traduzione dell'originale mandelstammiano, Ossip Mandelstam, il poeta russo fratello, inteso fratello da Paul Celan. Mi perdoneranno gli slavisti, Sobesednik, ovvero quello che parla con, der Mitredende, l'interlocutore che insieme è oggetto e soggetto, che coparla. La cosa interessante qui è che questo Mitredende, e questa è l'ipotesi, non sia necessariamente un soggetto umano. Il coparlante può essere, Gegenüber può essere un paesaggio, una pietra, una stella, un evento, un trauma, può essere la notte, ma la notte è piena di tracce, anche di luce. E questa idea per cui ciò che ci sta di fronte e che parla con noi, nel senso di parlare con una persona, ma anche con parlare, è in qualche modo molto simile a quello che riguarda una serie di elementi che sono parte del viaggio che vorrei proporvi ormai
ormai l'ora è tarda, dovrò essere più rapida, attraverso la poesia zelaniana. E quindi mitreden, parlare con noi, potranno pietre, paesaggio, catastrofe. Visualizziamo queste parole e insieme mitreden, parlare con noi, potranno farlo forme musicali, forme letterarie, e il movimento che lega il rapporto tra il poeta e ciò o chi con lui parla può essere anche un rapporto del poeta con se stesso, con la sua propria voce di poesie già scritte in passato. In passato, e vedremo nel caso di Mathieu de Bretagne, nel rapporto con testi scritti dallo stesso Celan prima dell'aprirsi di un'enorme faglia, che è il grande trauma di cui ha parlato Elena nella scorsa conferenza, che è appunto la totale distruzione, attraverso la quale Celan passa e fa passare tutta la lingua e tutta la tradizione tedesca e non solo. Dicevo, la modalità è quella della connessione, della relazione, ma anche che non è una relazione orizzontale, abbiamo una relazione che può essere anche verticale, l'emersione, l'intrusione, la agglomerazione. E questa agglomerazione, sto usando parole della geologia e vedremo perché, crea consonanza e anche dissonanza. Si articola in pause, intervalli, cesure, incisioni, tracce, faglie. Vedete, queste parole sono tutte pertinenti a quelle immagini che vedete lì affastellate in un conglomerato nel lato sinistro dell'immagine e che affronteremo durante il nostro percorso. La cosa importante da dire adesso, ancora preliminarmente, è che dobbiamo immaginare questa aggregazione, questo mitreden di materia organica, e materia organica è anche la voce del poeta, e altre espressioni della natura, e materia inorganica, in un rapporto, che stanno in un rapporto metamorfico. E qui appunto subito ci soccorre Mandelstam, che sulla poesia, in particolare nella poesia di Dante, dice che appunto la poesia instaura un campo d'azione nuovo, extraspaziale, impegnandosi non tanto a raccontare quanto a recitare la natura. Ecco, questa mi ha fatto pensare ad una delle più intense pagine di Zanzotto, che dice che la poesia è un collaudo della realtà, cioè anche lode, come lauda francescanamente parlando, e però è anche nello stesso tempo una prova di esistenza della realtà che passa attraverso il dirla, anzi il lodarla. La relazione tra tutte quelle forme che vediamo lì, conglomerati, lo spartito di un ricercare, quello che si chiama Raumgitter, conchiglie, note con intervalli, e la ginestra, in particolare la ginestra spinosa, velenosissima, e lo vedremo più tardi e vedremo perché tra tutte queste immagini esiste una connessione. Ci sono dei processi che quindi sono geologici, che tengono insieme poesia ed esistenza. Ancora ci soccorre Mandelstam, il Mandelstam letto da Celan anche durante gli anni della composizione di Sprachit e poi durante gli anni della composizione della seguente, in realtà lo accompagna sempre, raccolta Niemannsrose. La cosa importante è che per Mandelstam, che parla di Dante, ma per Celan, forma e colore
si formano in base, si stratificano in base a un processo geologico, e questo non è una questione di elaborazione di metafore, ma proprio di una lotta, parla proprio di questo Mandelstam, per rendere concepibile il tutto, pensabile il tutto, perché il tutto riesca a stare insieme. Mettiamo questo accanto ad un famoso appunto microlito, appunto raccolto nella raccolta dei microliti, sono dei pensieri, appunti, aforismi. Ecco, uno di questi, il più importante, non è il più importante ma pertinente a quello che stiamo dicendo, e in questo Celan scrive: microliti sono pietruzze appena percepibili, lapilli minuscoli nel tufo denso della tua esistenza. Stiamo parlando della poesia. Pietruzze, lapilli minuscoli nel tufo denso della tua esistenza. E la domanda, neanche troppo retorica, di una disperata speranza: tenti, povero di parole, forse già irrevocabilmente condannato al silenzio, di raccoglierli in cristalli? Rifornimenti sembri attendere, ma da dove dovrebbero venire? Di donde dovrebbero venire? Ecco, questa questione delle pietruzze che sono agglomerate, conglomerate nel tufo denso dell'esistenza. Ho voluto inserire qui un'incisione di Gisèle Celan-Lestrange, perché che è di 10 anni dopo rispetto alle cose che stiamo leggendo oggi, ma perché ci mostra, immaginiamo quel fondo grigio come il tufo denso dell'esistenza, e questi accessi, queste emersioni di luce circondate però da un confine, da un perimetro di oscurità a loro volta, una sorta di conglomerati. Insieme alla lettura con Mandelstam si accompagna in questo nostro percorso per capire questa natura geologica del canto zelaniano con alcune letture di Zanzotto. Zanzotto inserisce Montale in un suo famoso saggio, il suo primo saggio, che è del 1953. Io penso sia interessante vedere cosa succede negli anni 50. Per vie traverse e vie diverse c'è un pensiero diffuso in alcuni importanti poeti europei. E Zanzotto ricorda parlando di Montale, qualcosa che poi più tardi in altri termini dirà di Celan. Dice di Montale, gli attribuisce il ruolo di essere uno testimone di questa ricerca di nuove forme che cominciano, ecco di nuovo la questione della tradizione, che comincia alla fine del Settecento, comincia questo descensus ad inferos, per prendere, ecco, queste sono parole di Zanzotto, contatto a qualunque costo con la realtà. Ecco, è una realtà che già alla fine del Settecento, dice Zanzotto, è un problema, è sconvolta dal fatto di divenire oggetto degli uomini attraverso l'esperienza di guerre, tirannidi, distruzione del valore della personalità. E poi cita Kafka, cita l'uomo sasso di Ungaretti, e ricorda che questa crisi comincia immediatamente dopo la solenne proclamazione dei diritti dell'uomo, e quindi dopo un'altra cesura molto più violenta, che è quella delle 2 guerre mondiali, che sono un'unica guerra mondiale che culmina nella distruzione dell'umanità, nel senso che la tradizione sia teologica sia umanistica intende con la parola umanità,
ecco, Zanzotto ricorda che bisogna rivolgersi ad altri campi, alle suggestioni che vengono dalle verità scientifiche, dell'astronomia, della geologia, e però dice una cosa importante di nuovo, che è importantissima anche per Celan. Devono essere però riportate a livello di fatti che valgano qui, ora, per l'uomo. È il qui, è l'ora, insieme alla precisione che viene da questi linguaggi, che può consentire all'uomo di risillabare il mondo a partire dalla natura distrutta. Questa questione del canto nel fango, l'inno nel fango, in realtà dice Zanzotto di Montale, che ha forme di espressione poetica completamente diverse, naturalmente da Celan, però mi interessa questa attenzione al problema dell'espressione della poesia accanto alla natura, ma non una natura metaforicamente intesa, una natura molto concreta, riconoscibile. Che cosa è successo anche della natura, non solo della natura umana nei campi, ma Celan lo dice proprio in questi anni, anche della natura in senso, la natura tout court, con le distruzioni delle città, con i bombardamenti aerei, con la bomba atomica, tutto questo complesso di distruzioni dell'umano e di ciò che l'uomo ha costruito anche, e insieme, accanto all'umano, della natura, hanno provocato non più rovine, ma soprattutto macerie. Macerie accanto a detriti. Questo elemento del residuo, della traccia, che si può collegare all'idea di Shoah e Olocausto, ecco, queste due parole Celan non le pronuncia mai. E parla, l'abbiamo già visto la volta precedente, di ciò che è accaduto, das was geschah, quanto è accaduto, quanto accadde. E solo in un appunto parla, e questo però è interessante per il nostro discorso, perché l'accadere è qualcosa che crea una frattura nel tempo, e qui invece abbiamo l'evocazione della parola urban, che è composta, è la parola ebraica composta dalle tre consonanti het, resh, bet, a partire dalle quali si formano parole che hanno a che fare con la maceria, col residuo anche biologico. Questo nuovo canto geologico nel fango, nella ghiaia, che accade dopo l'accaduto, si articola a partire dalla consapevolezza di una residualità, da un essere diventato residuo, maceria, non solo dell'umano, ma dell'intera natura, e delle parole che quella natura e quell'umano avrebbero dovuto ricostruire e ridescrivere. In questo senso questa distruzione e questa residualità è il punto che sta tra ciò che è prima e ciò che è dopo, è una faglia che però può essere superata, può essere sollevata. In quale modo? E qui c'è una strana, un elemento di speranza che c'è anche in Zanzotto. Andiamo avanti. C'è un tratto quasi illeggibile di speranza, la volontà di rovesciare la storia e qualche cosa di più della storia per innescare quella che Zanzotto chiama una controtendenza. Questo lo scrive Zanzotto su Celan, una controtendenza, un Gegenwort, un contrappunto. Il punctus di Celan, il suo parlare, si articola sempre contro un
contra proprio, nel senso con l'accusativo, contro un punctum, che è ciò che era prima. In mezzo c'è l'accaduto, ma questi due punti possono essere connessi in un difficilissimo canto. Allora come si fa? Si fa ricorso a certe strutture, e anche qui di nuovo ritroviamo Mandelstam, in cui ciò che è diverso, ciò che è maceria, ciò che è venatura di lava, indica, e questo lo dice Mandelstam, di nuovo a proposito di Dante, le impurità granulose e venature di lava indicano un'unica dislocazione o un'unica catastrofe, quale fonte comune della creazione delle forme. Ecco che l'idea che ci sia una possibilità di aggregazione di elementi nati da una catastrofe diventa uno dei modi della poesia che si possono osservare nei modi, nelle modalità, nel movimento geologico, si può osservare nella natura. Vedete ancora qui c'è quindi un doppio movimento. Vi ho messo delle immagini dei conglomerati, quella in alto è un'immagine che riguarda proprio la copertina del libro, della raccolta di Andrea Zanzotto, intitolata proprio Conglomerati. Vedete c'è un'aggregazione orizzontale, pensiamo a quel tufo dell'esistenza di cui leggevamo nei microliti, tutti i frammenti, che non sono frammenti, sono veramente resti, residui, perché frammento ci porterebbe da un'altra parte. I residui esplosi sono tenuti insieme nel conglomerato, da questa sorta di malta che tiene insieme gli elementi disparati. Ne esistono di diverso tipo e possiamo dire che questa è un'aggregazione orizzontale. Poi c'è però un movimento diverso sempre nel conglomerato, che è quello che dalle profondità più inaspettate esso possa emergere, affiorare anche spaccandosi con delle spaccature. Vedete, quindi il segno della catastrofe è in sé strutturalmente legato ad una forza aggregante e a una forza emergente, intrudente. Quindi c'è un movimento che mette insieme passato e futuro, ma questa non è una teoria filosofica, anche se ci sono anche teorie filosofiche di cui Celan molto si occupa, a partire da Husserl per esempio, però qui non le voglio tirare dentro. Sono degli elementi concreti osservabili in natura e che ci dicono qualcosa di preciso. Vi vorrei fare un esempio per mostrarvi come Celan si dedicasse, avesse intuito e avesse perseguito con grande acribia questa registrazione delle parole e dei modi e delle strutture della natura per cercare di ridare forma in un modo diverso alla materia del mondo, quella della tradizione antica e quella nell'oggi. E per esempio il titolo Sprachlied legato alla poesia, alla raccolta in cui compare appunto Mathias de Bretagne. Sento un po' un eco, spero che voi non lo sentiate. Dicevo, anche Sprachlied, che è difficilissimo da tradurre, proprio perché è può essere grata di parole, grata linguistica, griglia del linguaggio, e anche reticolo. Reticolo può venire proprio dal linguaggio della fisica, ed è il modo, fa parte del Raumgitter appunto, è il modo dell'ordinarsi di piccole componenti dei cristalli che mostrano una regolarità di minime distanze, spazi tra l'una e l'altra componente,
grazie a fenomeni di curvatura. Questa è ho tradotto questo paragrafo da un libro, il Brockhaus Taschenbuch der Geologie, di proprietà di Celan del 1955, e Celan sottolinea, mettendoci vicino una I che vuol dire idea, proprio questa struttura, questa descrizione della struttura del reticolo spaziale. Qual è la questione? Prima di tutto osservare che anche in una struttura regolare come quella dei cristalli ci siano delle forze che curvano, che piegano elementi che sarebbero distanti tra loro, e queste distanze restano comunque. Vedete, le relazioni tra quei pallini gialli e marroni e rossi che vedete sono relazioni tridimensionali, e questi fenomeni di curvatura danno luogo a forme regolari e bellissime, ma partono da situazioni che potremmo chiamare caotiche, e a volte si formano anche in modo del tutto accidentale e casuale. Le parole per dire questa, chiamiamola, io la chiamerò per nome, speranza, di ricomposizione, vengono anche, ripeto che questo è un attraversamento dei moltissimi, è uno dei fili che possiamo tirare nella grande trama, nella grande reticolo celaniano, ma è un filo importante. Andiamo avanti. Allora, cominciamo a vedere come queste suggestioni Celan non soltanto le annoti nei libri scientifici, ma poi li ripensi nel proprio, nella propria elaborazione nell'elaborazione della propria poetica. E allora vediamo che ci parla in questo appunto di aloni temporali. Allora, di nuovo, Zeithof è una parola difficilissima, Lohof, in cui ho provato a tradurre alone, proprio pensando all'alone intorno alla Luna, che è tridimensionale e non ben definito, nel senso che non si sa dove comincia e dove finisce il confine di questo alone. È un'altra caratteristica che per esempio la scienza delle particelle e la fisica quantistica ha mostrato come un elemento reale, concreto nella natura, invisibile, degli oggetti e delle cose. E questi aloni temporali attraversati da respiro, circondati da respiro. E la poesia implica involviert, das Gedicht involviert die Sprache, es faltet sich, la lingua si piega, c'è questo piegarsi, che è un piegarsi come curvarsi, ma anche il creare falten, pieghe, che sono le pieghe, per esempio, di un territorio geologico ricco di faglie. E qui vedete che compare questa parola, Raumgitter, grata linguistica, ma grata spaziale, potremmo chiamarlo reticolo, in tutti i modi che insufficienti in questo momento in italiano. Però è importante vedere come si sviluppa questa idea. Le poesie sono paesaggi di parole, spazi linguistici, bisogna imparare a leggere anche le pause, questo è importante, i controtempi ritardati, gli aloni, la poesia nascosta nella poesia, o la poesia nella poesia, in ogni fibra della poesia, in ogni intervallo. Allora, la questione è questa, il salto, perché bisogna fare un salto, osservare come la struttura del mondo possa aiutarci a dare nome alle relazioni tra le parole, se si vuole che queste parole non siano vuote ripetizioni dell'identico della tradizione
o vuoti leitmotiv o semplici leitmotiv, giochi intertestuali, ma abbiano in sé qualcosa di concreto che faccia emergere dei valori di fondo, sia pure strappati, distrutti, residuali, ma messi insieme da movimenti che come i movimenti tellurici, come i movimenti di attrazione e repulsione tra molecole o elettroni, ecco, anche nel paesaggio si trovano. E voi vedete che la struttura degli intervalli musicali molto ricorda la struttura delle faglie geologiche, e questi sono questa evidenza che a noi può sembrare peregrina, facendosi un giro tra i libri di Celan, perde la propria stranezza, perché lui andava proprio in cerca di questi percorsi. Andiamo avanti. A questo punto vediamo allora che cosa significhi la musicalità per Celan, la musica. Siamo sempre negli anni di scrittura di Sprachit, e questa l'abbiamo già letta la volta precedente. Vorrei la famosa risposta alla libreria Flinker del 58. Vorrei soltanto farvi notare le parole bei aller Vergegenwärtigung der Tradition, in der sie steht, cioè la memoria, allora la poesia tedesca, qui si parla della poesia tedesca, mantenendo presente quindi questa Vergegenwärtigung, la tradizione in cui si trova, in cui si colloca, non può più appunto parlare, questo l'abbiamo già detto, il linguaggio armonico della tradizione. E vedete gli aggettivi sono nüchtern e faktisch, che sono appunto le caratteristiche del linguaggio scientifico. Non ha più da spartire nulla con la melodiosità di un tempo e situa, questa è la questione, la musicalità non viene negata, viene situata in un luogo altro che non ha a che fare con la melodia, è preciso, nomina e instaura. Allora, a questo punto io vorrei farvi vedere che cosa succede. Succede che ci sono moltissime riflessioni di Celan che cercano di chiarire che cosa significhi questo spostare l'elemento musicale altrove. Significa cercare all'interno, e qui vedete una lettera a Walter Jens, al critico Walter Jens, al germanista Walter Jens, recuperare questa idea per cui l'anamnesi, il risalire verso una fonte, un'origine, un passato, non sia semplicemente recuperare l'identico, ma rimettere in scena l'incontro, sono reincontri, ed è questo, ecco qui, il von vorn, cioè il da capo. Ecco, vedete che il da capo è la ripresa, e qui abbiamo un elemento che già ci dice che siamo in presenza di un linguaggio musicale, perché soltanto una ripresa che riesegua, come diceva per esempio Mandelstam a proposito di Dante, soltanto una ripresa che riesegua potrà creare un vero cambiamento, una vera trasformazione, e potrà dare anche voce a archetipi reali, non fittizi, non vuoti. Andiamo avanti.
E a proposito, è sempre con Walter Jens che si confronta nel 61. Tra l'altro siamo in un momento molto difficile per Celan, perché abbiamo parlato l'altra volta del caso Gol, e sono gli anni in cui appunto in cui infuria questa terribile accusa di plagio che lo perseguita in realtà dai primi anni 50, ma deflagra poi nel 60. Ed è molto interessante di nuovo che al germanista che cerchi elementi di ripetizione usando il concetto anche musicale di leitmotiv, in cui ritorna più e più volte, Celan suggerisce piuttosto di usare un'altra forma, che è una forma fugata, una forma contrappuntistica, che è quella appunto del ricercar. E in questa notazione musicale abbiamo nello stesso tempo una notazione che ha a che fare con la botanica, quindi con le scienze naturali. Lui dice, ho scritto Aschenblume e dà anche, cioè cineraria, in Papavero in memoria, ed è una ripetizione di Aschenkraut che si trova nella sabbia delle urne. Qui c'è tutta una polemica intorno a questa parola che riguarda anche l'accusa di plagio che riguarda il caso Gol. Però quello che a Celan preme dire è che Aschenkraut non è una metafora, è il nome della cineraria. E quindi questa questione, perché per esempio gli interessa proprio questa poesia, questa determinazione del ricercare? Gli interessa perché nel ricercare, che è una forma contrappuntistica nata tra il XIV e il XV secolo e poi sviluppatasi anche nell'opera di Bach e poi ancora nella musica del Novecento, fino a Weber per esempio. Esistono i due movimenti, quei due movimenti che avevamo visto così importanti nella tettonica e nella emersione nei due sensi, su e giù per la scala del tempo. Cioè il ricercare mette insieme parti di canzoni già note, quindi parole altrui, qualcosa che viene da fuori, c'è una intrusione di materiali, di materia, che viene ricombinata continuamente e che prelude anche a qualcosa che viene usata poi nel suo sviluppo anche come preludio, come Vorspiel a qualcosa che verrà. Quindi mette insieme un elemento di relazione con il passato retrogrado e un elemento di progressione. E questo è il punto, possiamo andare avanti, importante per Celan. Questa è una citazione che dovrebbe appunto spiegare quello che volevo dire, poi andare ancora avanti. C'è quindi questo momento di passaggio avanti e indietro, e c'è un elemento anche legato all'oggi. Vi ricordate quanto diceva Zanzotto, cioè l'oggi è così importante, questa sospensione in cui tu sei bloccato perché, ecco, questo appunto sulla forma del ricercar non è affatto una questione estetizzante di recupero di forme contrappuntistiche del passato. Soltanto appunto quando tu col tuo più intimo dolore sarai stato presso i morti di Auschwitz e Treblinka e altrove, con i loro rasi adunqui, il loro biascicare, i loro gozzi, solo allora incontrerai anche l'occhio e la sua mandorla. E quindi ti ricorderai, avrai un momento di pausa che ti porta a ricordare il cuore, il tuo cuore, e non ne parli di silenzio. E parli dopo. La questione del dopo, delle pause, delle cesure, dei cola,
delle more, che sono questo momento di durata di una vocale all'interno di un piede metrico, per esempio. Ecco, la parola culmina lì. Ed è lì allora che in questa idea di passaggio, di connessione, facendo un salto oltre le faglie del tempo, i momenti di mutismo, di fronte però a fatti concreti che riguardano la persona, la creatura, la sua memoria, che qui vengono chiamati per nome, allora solo in quel momento sarà possibile sviluppare e scrivere una musica della materia, che è della materia mnestica, accordata, reintonata insieme alla struttura della materia del mondo. Adesso io dovrei fare un lungo salto, perché oggi tra questioni tecniche e quindi c'è tutta questa polemica sul contrappunto che è importante, nel senso che la cosa interessante di Celan è il suo Gegenwort, è continuo, era stato accusato di metafore gratuite, di esercizi contrappuntistici. L'abbiamo letta l'altra volta, la recensione distruttiva di Blöcker ai suoi danni, e la questione è questa: Celan ritorce molto spesso le parole usate contro di lui, dotandole, risemantizzandole, dotandole di un senso nuovo. La cosa importante è, in sintesi, poi si può andare a leggere con calma, è l'idea di questa nuova musica, del nuovo contrappunto che anche Adorno sviluppa nel 59 e nel 57, un'idea della nuova musica che comprende la propria autocritica, e quindi le forme fugate, come appunto la fuga, il ricercar, ma ancora, se forse vai ancora avanti, il ricercar, la fuga, le lezioni di tenebra, tutte forme antifrastiche, la laude che troviamo, sono tutte rieseguite in maniera frammentaria contro, nel senso proprio gegen, entgegen, che significa contro in molti, ma è uno spettro molto ampio, avendo ben presente la tradizione, cioè molto gegenwärtig, ben presente. E quindi di questa indagine sulle forme del contrappunto, che tengono insieme ritmicamente le dissonanze, creano spazio tra tempi e modi diversi, senza annullare le differenze, facendo emergere i suoni al di qua e al di là della faglia e tenendoli in tensione, questo è già un tratto che si trova ancor prima delle scritture di Adorno, secondo me già nella Todesfuge. Naturalmente le reazioni alla Todesfuge provocano un'ulteriore, radicale autolettura di Celan e lo portano a radicalizzare, a mettere ancora più in evidenza questo elemento critico che poi ritroviamo per esempio nella teoria musicale adorniana. Possiamo andare avanti. Soltanto queste due righe le vorrei leggere. Lui scrive a Norbert Koch e dice: tuttavia tra le due poesie parla tra Flügelrauschen e Matière de Bretagne, dice una si può considerare una Vorstufe, un primo abbozzo, c'è un rapporto tra queste due poesie, ma resta. Che cosa resta? Zwischen den beiden Gedichten, che cosa c'è das Dazwischenliegende? Ore, anni, esperienze con umani e cose. L'esperienza, tra l'altro, che noi oggi dobbiamo necessariamente vedere in altro modo, percepire in altro modo, parlare in altro modo. Dobbiamo varne, percepire
nella parola wahrnehmen c'è l'accoglienza nel vero. Andiamo avanti. Ed è questo dazwischenliegende, è lì il momento di una cesura che però è ampia, è come una faglia, si apre, non è puntuale, non è una riga, è uno spazio. E adesso io credo che non abbiamo il tempo di fare quello che volevo fare, e cioè di farvi vedere come queste albe, partendo proprio dalla Schwarze Milch der Frühe, questa Frühe, che tanto ha dato da fare ai traduttori, sia un elemento fondante di questo rapporto tra la luce e la notte. E quindi avrei voluto farvi vedere come questo elemento, che non è un topos, appunto, non è un leitmotiv, ma un evento metamorfico, sia presente in poesie molto, appunto, poesie giovanili, scritte prima, appunto, e poi dopo l'elemento più traumatico, l'evento più traumatico, arriva ad una riemersione in Matthias Bretagne. Sento voci, ma spero che voi mi sentiate bene. C'è qualcosa, c'è qualche interferenza. Comunque, quello che vorrei spiegare è che è molto importante l'idea che non ci sia quindi un leitmotiv dell'alba che torna dal giovane Celan fino al vecchio Celan, ma vecchio non divento mai, ma ci sono dei processi di emersione, di riemersione, sempre diversi, che si possono seguire sia con la struttura che abbiamo detto del ricercare, su e giù per la scala del tempo, ogni volta riarticolati in modo diverso. E la conglomerazione, l'emersione della luce sempre oscurata, sempre controluce, sempre nella tenebra, avvengono sempre in presenza o in concomitanza con episodi catastrofici, e questo lo accomuna la lettura di Celan con la lettura di Zanzotto e di Mandelstam, che Mandelstam fa di Dante. Vorrei soltanto scorrere, farvi vedere un elemento. Ho ancora 10 minuti o dimmi tu, Simone? Sì, direi di esserci, sì, vai pure avanti. Ce l'ho 10 minuti, va bene. Di solito noi abbiamo il problema che ci cacciano quando facciamo le conferenze nella nostra sede di Palazzo Antonini, perché vogliono chiudere, però qui, se non altro, non ci dovrebbe cacciare nessuno, ecco. Quindi 10 minuti ce li possiamo prendere. Grazie anche a tutti quelli che restano ancora oltre il mi dispiace, ci sono stati problemi tecnici. Vai pure Camilla. Allora, vorrei farvi vedere in questa poesia di datazione appunto tra il 38 e il 42-43, non è ben chiara, è incerta. Comunque questo elemento del buio, nel buio solamente mi dichiaro a te, ma nei tuoi corni si accumula chiarore, l'aurora fiutano come un animale, il tuo occhio, il mio, davanti alla soglia di lacrime. C'è questa soglia, questa Tränenschwelle, e c'è la Morgenröte. Vedete questa emersione della luce attraverso il buio, che si ritrova, ne ho presa una, ma ne avrei potuto prendere molte altre, incisione di Giselle, della moglie di Celan, che non è riferita a Obad, però rende l'idea di questa emersione materica della luce e del controluce. Andiamo avanti. Vi segnalo solo questo cupo negli incendi di Rose. Du nennst ein Finster in den Rosenbränden, das Dunkel drüben und die Helle hier.
bis dir mein Herz verflackert in den Händen. C'è di nuovo questa finsternis, questa cupezza che è l'effetto di qualcosa che emerge contro luce. Della rete fonica non parlo, che pure è così importante perché è quello il collante, quel tufo esistenziale che sta nella voce, nella dizione di chi recita la poesia. Però teniamo in mano questi elementi, andiamo avanti, sempre del controluce, del vedere contro. E anche Taglid del 1943, andiamo però la seconda ancora un avanti perché volevo solo far vedere, ecco, questa chiusa piuttosto anche amara e dissacrante. Was weinst du, wenn ich jetzt ein Segel hieße, das langsam dunkelt, wenn es Tag. Cosa piangi? Ecco che c'è l'issare, la vela, questa vela che introduce la materia tristaniana e la materia, la matière de Bretagne. Permettetemi di leggere Matière de Bretagne. Forse no, non ho tempo di leggerla, la leggiamo a pezzetti. Qui vorrei soltanto farvi vedere alcuni elementi di cui dobbiamo tenere conto dopo, appunto i fiori e frutti della ginestra spinosa che è velenosa e porta al blocco respiratorio. I suoi frutti, che qui ho trovato ancora non seccati, diventano di un nero lucente. E vedete qui l'emersione di rocce e conglomerati lungo la costa della Bretagna. Andiamo avanti. No, io la voglio leggere, scusate. Va bene, la leggo a pezzetti. Perché è importante sentire le aggregazioni di suoni. Ginsterlicht gelb, die Hänge eitern gen Himmel, der Dorn wirbt die Wunde, es läutet darin, es ist Abend, das Nichts rollt seine Meere zur Andacht, das Blutsegel hält auf dich zu. Vedete la vela di sangue, la vela che viene dalla storia di Tristano e Isotta, ma Celan in molte lettere scrive è anche legata al rosso delle vele dei pescatori della Bretagna. Andiamo avanti. Traduce per Giselle. Der Hang, die Hänge, la pente, la penchant, propension, inclination, disposition e poi un verben. Il corteggiare è spiegato quindi come un solliciter, rechercher, demander, un mariage per esempio, briguer, insistere per tirare qualcuno dalla propria parte. E quindi illumina un senso erotico di ascendenza cortese, ma anche questa valenza di accumulazione, di estensione, acquérir, gagner. Il clivio, la pendenza, la propensione, l'inclinazione, la disposizione. Vedete come nelle traduzioni in francese, in questo spazio interlinguistico, che è anche uno spazio di amore e desiderio, uno spazio cortese, si apre, si dispiega più profondamente la natura conglomerata di questa riemersione della matière, della materia bretone, in senso di tradizione e in senso di materia in senso naturale anche. Andiamo avanti. Qui volevo farvi vedere quell'idea che appunto c'è una traccia ritmica che diventa semanticamente rilevante e quindi la parola ti trova nella pausa, nella traccia ritmica, il nulla, das Nichts è assonante con la luce, Licht,
ma in questo andamento giambico è metricamente opposto. Vedete, qui c'è al dattilo di Ginsterlicht. E quindi si dispiega questa forma, che è una forma plurale, è una forma liquida, è completamente diversa dalla forma che abbiamo visto nelle poesie precedenti, solo molto rapidamente, in cui c'era la rima, in cui c'erano delle forme compositive molto più legate alla tradizione. E vediamo che questo elemento ancora, sempre guardando le traduzioni approntate per Giselle, mettono insieme questa traccia ritmica che mette in dissonanza Nichts, Licht e Ginsterlicht con la ferita, no? La ferita della ginestra con le spine, con tutto un altro elemento che è quello della preghiera, dell'officium silenzioso, Andacht, e di una e vedete gli esempi, la devozione, gli esercizi spirituali e poi addirittura la novena di Natale. E quindi c'è una stretta, nel senso di Engführung, come anche qui, come figura fugata, tra elementi di morte ed elementi di nascita. Andiamo avanti. Trocken verlandet das Bett hinter dir, verschilft seine Stunde oben beim Stern, die milchigen Priele schwatzen im Schlamm, Steindattel unten gebuscht, klafft ins Gebläu, eine Staude, Vergänglichkeit, schön, grüßt dein Gedächtnis. Andiamo avanti. Se puoi mettere l'altra slide. Ecco, qui avete visto questa questione, c'è una immagine centrale che è quella del dattero di mare, lo Steindattel che si spalanca, che si apre. Il dattero di mare che letteralmente in italiano, in tedesco è un dattero della pietra, il dattero della pietra, lo trovate, questo l'ho trovato in una pubblicazione scientifica non di Celan, che mostra la struttura del dattero di mare che a sua volta è colonizzato e attraversato da altre intrusioni. Questa Steindatter Klaft, dattero di mare si spalanca, gusci cerniere, dattero di mare si spalanca, e questa parte qui che vedete in queste 2 pagine manoscritte, che sono molto interessanti perché sono appunto le liste di parole che Celan appunta, annota e che diventano un vero e proprio paesaggio, come vedete, e si trovano appunto nel Deutsches Literaturarchiv. Se vediamo la prossima slide possiamo dire ancora qualcosa. Andiamo ancora avanti. Perché teniamo in mente questo reticolo e questa idea che ci sia un dattero, una conchiglia che nello stesso tempo si apre, si spalanca quando muore, è colonizzata da altri esseri, altre conchiglie, e crea dei buchi, delle interruzioni dentro diciamo in modo parassitario, se vogliamo, intrude dentro gli scogli, soprattutto di materia friabile, le rocce lungo il
lungo la spiaggia o sott'acqua. Questo è importante perché quel che resta quando il dattero di mare smette di vivere è questa apertura che ha non solo l'apertura della conchiglia attraversata da altri esseri, ma anche l'effetto della vita di questo dattero che ha creato dei tunnel, qualcosa che è passato attraverso. Dopo questa immagine, vedremo verrà ripresa alla fine, c'è questo momento di pausa. Dobbiamo immaginarle come parole pensate, come Andacht probabilmente, perché sono tra parentesi. Kanntet ihr mich, Hände? Ich ging den gegabelten Weg, den ihr weißt, mein Mund spie seinen Schotter, ich ging, meine Zeit, wandernde Wächte, warf ihren Schatten, kanntet ihr mich? Allora, sono una serie di domande rivolte alle mani, all'andare in una via gegabelt, biforcata, sempre doppia. E poi la situazione di una bocca che sputa pietra. Vedete, c'è qui l'azione delle conchiglie che attraversano le rocce e attraversando le rocce mangiano e risputano pietrisco. C'è molto di più qui, naturalmente, in questa immagine. Io sto seguendo soltanto questa traccia materiale. Andiamo avanti. Una traccia materiale, ma materia qui è anche la materia linguistica, la materia fonica, e quindi ritornano le mani. Hände, die Dorn umworbene Wunde, es läutet, Hände, das Nichts, seine Meere, Hände im Ginsterlicht, das Blutsegel hält auf dich zu. E vedete, qui c'è una aggregazione di suoni, Hände, Wunde, hält, Hänge, Mund, läutet, Blut, Gebläu, Licht, e poi alla fine nichts, dich, zu. C'è una aggregazione fonica che mette insieme i suoni, e adesso ve li vedremo poi perché nella corrispondenza, nel chiamarsi tra le strofe, questa strofa rispetto alla prima strofa, questa strofa rispetto alla prima strofe. Qui guardiamo soltanto un elemento, questa vela scura contro luce. Das Blutsegel hält auf dich zu. Vi ricordate quelle immagini contro luce che avevamo recuperato dalle poesie scritte prima, tra virgolette? Ecco, la vela di sangue punta verso te, e in questi suoni possiamo andare avanti. Ah no, qui c'è scusate, Blut, Gebläu, c'è questo rosso, questo elemento del rosso. In quella stessa pagina, questo è un ingrandimento, vi ho sottolineato alcune parole che Celan segna dai suoi libri scientifici, che sono di morfologia delle conchiglie. Questa conchiglia rossa si chiama arca di Noè, Archemuschel, arca Noè. Arca Noè, vedete scritto qui cerchiato in rosso in basso, e poi la cerchiata in azzurro c'è scritto Fühler, cioè sensore, Mundsegel, vela della bocca, che è una parte della conchiglia, la parte anteriore della conchiglia, e poi Lippenhänge, appendici delle labbra. Ci sono, Celan ha studiato bene la morfologia delle conchiglie, non soltanto della arca Noè, ma anche
delle conchiglie che sono come quelle che si chiamano lamellate, che sono le cozze, per esempio, i mitili, ma anche il dattero di mare. E quindi nei nomi, vedete i nomi, la morfologia, ma la nomenclatura è molto importante. Si trova inscritta una serie di, si trovano iscritti una serie di elementi che hanno a che fare, per esempio, la vela della bocca, ecco, il colore rosso, la vela rossa, e questa sensibilità che mette insieme e che crea delle connessioni tra mondi lontanissimi e che permette di rinominare anche una tradizione antica come quella che era già stata appesantita proprio nel senso ideologico, per esempio, dalla musica wagneriana con Tristano e Isotta. Andiamo avanti. Qui il colore rosso lo accenno soltanto, è una suggestione ed è quella delle parole di Ismenia d'Antigone, Du scheinst ein rotes Wort zu färben, e cioè come una parola che viene tradotta normalmente come qualcosa di oscuro, qualcosa di sconvolgente, qualcosa che turba, dal punto di vista dello scavare il berliniano. Qui ci sono degli esperti, non oso parlare più a lungo, ma la cosa che mi interessa è quella che è stata notata sia da Steiner, ma da moltissimi. Ho messo qui Steiner e Berman, che sono dei riferimenti diciamo correnti. Il murice porporifero, la conchiglia rossa, che viene caricata di un significato che non è, anche qui, metaforico. Si lavora scavando quasi archeologicamente nella parola, e diciamo che io penso di poter dire che Celan non vada a scavare verso una passata origine, ma solleciti delle faglie che facciano emergere questi nessi nel presente. Andiamo avanti. L'ultima strofe è proprio nel segno della ripetizione, del dislocamento e del recupero. Du lehrst deine Hände, du lehrst deine Hände, du lehrst deine Hände schlafen. Non c'è il tempo per una lunga interpretazione, vi faccio notare soltanto alcuni movimenti del linguaggio, se possiamo chiamarli così, in cui nel ripetere, nel rieseguire, continuamente spostando, dislocando, recuperando, ogni volta che viene rieseguita la sequenza, il significato si accresce e cambia, e nessuna sequenza sta da sola, ma sono sempre in relazione e tensione con non soltanto questa poesia in realtà, ma una sequenza. Se vediamo la prossima slide, un insieme che è insieme materico, è fonico, è geologico ed è poetico. Vorrei lasciare aperta qui la risposta su che cosa sia a questo punto la musica della materia. Ne ho dato qualche elemento e vi riporto qui una lettura di un poeta grandissimo, anche scrittore e traduttore, di Andrea Zanzotto, non a caso, interprete di Celan, Peter Waterhouse, che dice: chi parla nella poesia, Mathias de Bretagne, io credo che sia il paesaggio a parlare, ma non è un paesaggio vis-à-vis,
ma un passaggio rimante, nuziale e continuo, un paesaggio in cui nulla va perduto. E poi fa riferimento a un'altra poesia, in Sprachgitter, che è Engführung, in cui si dirà nulla è perduto. E poi un'altra poesia, una stella, mettila, metti la stella nella notte, nella mia. Ancora ritorna questo elemento cosmico, geologico, di paesaggio, e poi l'elemento del soggetto che qui e ora fa risuonare nella sua lingua. E che cosa vuol dire che non è un paesaggio vis-à-vis, non è un quadro di genere? Il paesaggio, la geologia, l'uso del rapporto con la natura, come abbiamo visto, per quanto riguarda Waterhouse, è soprattutto una connessione rimante e risuonante, in cui dalla morte è possibile riemergere in un territorio di genesi, che è una genesi che nasce da un rapporto nuovo col linguaggio. E, io però vorrei aggiungere, e prendiamo la prossima slide e abbiamo finito, vorrei aggiungere che esiste per Celan in modo importante non soltanto l'elemento della connessione fonica, ma dell'architettura, della costruzione di una forma musicale. Questa è una strofe che è rimasta inedita, che però secondo me è importante, e appunto si parla di Engführung. Isole toccate da pensieri, dialoghi segreti con tracce d'acqua freatica, oro scambiato con chiarori, una mano costretta alla lebbra, voci fugate in una stretta, fino a che il grido riprese vita. E poi ci sono questi tre faglie, o forse tre strati, chiamiamoli come vogliamo, o tre tracce, o tre linee di spartito. E poi ancora la ripetizione, la coda, voci fugate in una stretta, Stimmen eng geführt. E queste voci, di nuovo, chi parla con? Der Mitredende. Der Mitredende possono essere voci altrui, ma possono essere, come abbiamo visto, anche forme, relitti della tradizione, relitti della propria scrittura, della propria esistenza, o relitti della natura. La natura insegna il modo di riconoscere la possibilità di una riarticolazione. Il contrappunto offre una possibilità rispetto a molti altri modi dell'articolazione della musica, perché tiene insieme la dissonanza ed è fondato sul salto vertiginoso sopra le faglie, sull'emersione da questa stretta del grido, o se vogliamo della luce. Vorrei farvi vedere un ultimo esperimento, che è anche questo un inedito in corso, un progetto del mio amico e grande artista Giuseppe Caccavale, che sta in questo momento lavorando anche proprio lui insegna all'École Normale des Beaux-Arts, mi pare che si dice, e a Parigi, e sta lavorando con Bertrand Badiou anche alla iscrizione alla Rue Tournefort e anche all'École, se non sbaglio, perché è una cosa che non ho ancora visto. Giuseppe Caccavale trascrive, ha lavorato anche su Alfonso Gatto, su altri poeti. Adesso c'è un progetto su Celan. Vedete qui come emerge in questo verso di Assisi, che è un acquerello a matita su carta da spolvero, o in questa voce che apre Sprachgitter. Vedete come un lavoro molto lento e paziente fa emergere
le parole, come se venissero da un fondo. Questo lo ha fatto in altro modo Giselle, lo ha fatto in altro modo, penso a certi quadri di Paul Klee, il problema dell'emersione in superficie, che non è soltanto una iscrizione, è anche un'emersione. Volevo dire, ho voluto citare questo lavoro di Giuseppe Caccavale perché trovo importante ripensare la poesia di Celan in mezzo alle arti, perché anche Celan viveva con altre arti, con altri artisti, tutto poteva mitreden. E questo è un elemento che secondo me in questo momento, uso la parola solidarisch, può anche essere di qualche aiuto in questi tempi oscuri. Scusate la lunghezza. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie Camilla, mi spiace per qualche inconveniente tecnico, però grazie della tua relazione, dell'intensità della tua relazione. Chiedo se c'è qualche domanda, non mi dilungo, non dico nient'altro perché abbiamo fatto molto tardi, però se c'è da parte del pubblico qualche domanda, molto volentieri siamo... Penso che vorranno tutti andare a casa. Sono già a casa, Camilla, siamo già a casa. Wir sind zu Hause. Infatti. I poverini sono travolti, guarda, lasciali dormire. No, è stata una relazione molto intensa, molto ricca, e penso che ognuno di noi abbia bisogno anche di riflettere sulla grande materia che ci hai presentato questa sera, e ti ringraziamo anche per la tua generosità, insomma, per averci messo al corrente e per aver condiviso queste tue ricerche che stanno ancora concludendo. Ti lascio la parola alla collega Curi e a Simone, se vuol dire qualcosa alla fine. Sì, anch'io volevo ringraziare perché è stata veramente un'esperienza più che un ascolto di una conferenza. Proprio si è avuto davvero l'impressione di questo scavo continuo nella parola e di ricerca anche di sempre nuovi elementi all'interno della poetica di Celan, e dimostrazione proprio di come si possa intendere la poesia come una frontiera, appunto, come dicevo all'inizio, dove si incontrano e si scontrano e si legano per poi ritornare ognuno alle proprie posizioni, ambiti così distanti come la fisica, la musica, la tradizione letteraria, che non siamo abituati appunto a considerare nella loro unità e nella loro simbiosi, appunto. Ma davvero si capisce come la poesia di Celan sia una via di accesso anche per studiare campi magari a noi così lontani, insomma, cioè, e quanti stimoli, cioè, anche solamente mettendolo in relazione con... Sarebbe interessante, bello sapere le relazioni che ci sono con la musica contemporanea a Celan, cioè con i compositori. Io pensavo a Nono, pensavo a Berio, ma non solo, pensavo a tutta la scuola di Darmstadt, che influsso possono aver avuto, anche reciproco ovviamente, su questa concezione della musica, che certamente non si ferma appunto con Adorno, per cui cioè, ci sarebbero migliaia di domande da fare davvero, Camilla, ma purtroppo a molte cose ha dato comunque tante risposte anche tu, già in partenza. Grazie. Io ringrazio tutti per la pazienza, è stato un po' complicato dal punto di vista tecnico, ma anche sono io che mi complico la vita a volte in questi percorsi tortuosi. Comunque vi ringrazio tutti quanti. Grazie Simone. Prima a me di dire poche parole, alla fine naturalmente posso soltanto unirmi alle parole di Elena e di Simone. Veramente Camilla, grazie tante per la bellissima conferenza, per le
le tue analisi così precise. Naturalmente nel futuro leggeremo Celan con un altro orizzonte, diciamo. Grazie tante e speriamo bene che possiamo invitarti nel futuro per seguire le tue ricerche anche nel futuro. Rimane a me di salutare tutti, ringrazio del vostro grande interesse, non ci aspettavamo questo interesse, naturalmente ci dà naturalmente adesso il compito di discutere anche futuri progetti e naturalmente settimana prossima, in occasione della nostra assemblea annuale, discuteremo tematiche altrettanto interessanti per voi. Speriamo bene che anche l'anno prossimo possiamo invitarvi a degli eventi interessantissimi e naturalmente speriamo bene che possiamo offrire queste in presenza, ma forse anche in parallelo a distanza per poter dare a più persone di seguire queste nostre conferenze, che tra l'altro alcuni lo sanno già, sono già reperibili sul nostro sito dell'Associazione Biblioteca Austriaca, sempre su abaudine.uniud.it, e anche questa conferenza vogliamo mettervi a disposizione nei prossimi giorni. Elena, vuoi dire ancora una cosa o concludiamo? No, concludiamo, salutiamo tutti, ringraziamo tutti di cuore. Scusate ancora per qualche inconveniente tecnico, perfezioneremo in futuro. Grazie a tutti e una buona serata a tutti voi. Impareremo anche come, in questo contesto vorrei ringraziare soprattutto non soltanto Elena per l'ideazione della conferenza, Simone anche per la sua collaborazione, la nostra segretaria Costanza Cerni e soprattutto in questo contesto Ilaria Pace, la nostra tutor che ci ha aiutato veramente tanto e che ha fatto sì che abbiamo potuto realizzare queste conferenze in modalità digitale. Vi auguriamo buone feste, grazie ancora Camilla e arrivederci. Buona serata a tutte e a tutti. Arrivederci.